Comandante La Gioia, state cercando di attivare questi accordi di edilizia convenzionata in vari comuni del territorio, però Castelfranco Veneto sarà il capofila. Sì, esatto, Castelfranco Veneto è capofila e noi siamo particolarmente grati a tutta l'amministrazione comunale e anche all'azienda per l'edilizia economica e popolare che ci ha consentito in tempi veramente molto rapidi di giungere a questo risultato. Per noi è importante perché poter garantire al nostro personale un appartamento e quindi diciamo, la logistica prima delle operazioni appunto permette di far lavorare i nostri militari nelle migliori condizioni in un territorio in cui anche la necessità di operare ai fini della sicurezza economico-finanziaria è particolarmente sentito perché questo territorio è molto ricco e quindi c'è una imprenditoria molto dinamica, però ci sono anche dei soggetti che cercano di rubare questa ricchezza e quindi la nostra missione è quella di garantire che questa ricchezza sana del territorio rimanga, venga impiegata in maniera giusta e non sia veicolata verso contesti criminali che purtroppo impoveriscono tutti noi.